Sono alquanto allarmanti i dati CGIL sui tagli alla scuola in Sicilia, che nel corso degli ultimi anni sarebbero stati, secondo il sindacato, ben superiori rispetto a quanto giustificherebbe il calo demografico. Infatti nelle scuole dell'isola dal 2008 al 2011 vi sono stati 25.217 alunni in meno, una diminuzione a cui corrisponderebbe una sforbiciata di 1.500 docenti. Ebbene, con le misure del ministro Mariestella Gelmini sono state tagliate invece 10.113 cattedre e 5.017 posti di personale ATA. La FLC Sicilia mette nero su bianco la gravissima situazione in un dossier che riguarda anche il pessimo stato delle università e la campagna di controinformazione sull'effettiva condizione dell'istruzione in Sicilia e le connesse azioni di mobilitazioni. Inoltre la FLC Sicilia denuncia che in 10 anni sono state sottratte alla scuola siciliana il 66% delle risorse destinate all'offerta formativa. Se nel 2007 le risorse ammontavano a 129 milioni, nel 2011 sono scese a 49 milioni. Giusto Scozzari, segretario generale della FLC Sicilia, sottolinea che la situazione è destinata a peggiorare, visto che il bilancio della regione ha dimezzato lo stanziamento destinato agli istituti scolastici. Nel dossier si denuncia anche che in Sicilia non si è applicata la legge 244 del 2007, inerente all'incremento fino al 70% degli insegnanti di sostegno, nonostante gli alunni con disabilità siano aumentati. Non naviga in acque migliori l'università, in quanto, secondo la CGIL, ha risentito di tagli considerevoli al funzionamento ordinario. Di conseguenza aumenta sempre più il rischio del diritto allo studio per i tanti giovani dell'isola. Per salvare il futuro dei giovani e dei siciliani, la scuola e l'università prima e dopo la Gelmini è lo slogan della protesta che la FLC Sicilia ha promosso contro i provvedimenti in essere su scuola ed università, chiedendo al contempo un'inversione di marcia.